Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti quanti. Vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 49 06 054. E allora in questo venerdì così soleggiato e ancora molto piacevole dal clima mite che ha aiutato di sicuro anche la vendemmia, abbiamo il piacere di avere in studio con noi Massimo Bergamin, sindaco di Rovigo, benvenuto. Buongiorno a tutti. Il piacere di avere in studio con noi il professore Lorenzo Rocco, docente di economia dell'Università di Padova, benvenuto. Buongiorno, grazie. E il piacere di avere in studio con noi Andrea Luigi Bisato, sindaco di Noventa Padovana, qui in provincia di Padova, nonché, ricordiamo, il segretario del Partito Democratico del Veneto, benvenuto. Buongiorno a tutti. E sono stati tutti convocati qui oggi, di venerdì, per cercare insomma di capire che cosa sta succedendo in Italia con questo documento di economia e finanza, questo famoso DEF che sentiamo sempre nominare, e cercheremo anche di capire che cosa non funziona, che cosa invece potrebbe davvero funzionare e perché l'Unione Europea, le agenzie di rating e chi più ne ha più ne metta lo ha bocciato in pieno. Allora, e persino l'altro giorno il Fondo Monetario Italiano insomma lo ha processato. Io vado dal mio professore. Allora, senta, Savona cosa ha detto? Non stiamo parlando di Tria, ma di Savona. Cosa succederebbe se l'Unione Europea si mettesse in una posizione conflittuale verso questo programma di governo così cauto e moderato? Io non so che dire, deciderà il popolo. Credo che una crisi finanziaria non interessi a nessuno, perché significherebbe instabilità politica per l'Italia e sarebbe anche molto grave per l'Unione Europea. E allora, professore, e numeri e contronumeri e cifre, l'1,2, il 2,4, il 3%, capisce che noi italiani diventiamo scemi? Capisco. Insomma, Savona dice qualcosa di corretto, nel senso che una crisi finanziaria del Paese è qualcosa di negativo sia per l'Italia, sia per l'Europa, sia per l'Unione Europea, per la moneta unica, per tutte le istituzioni europee, per i nostri vicini. D'altra parte però è anche vero che come dire, in qualche modo il punto di partenza è il dato di fatto, è il fatto che l'Italia ha un debito pubblico veramente molto importante e che deve essere continuamente rifinanziato. Cioè, l'Italia ha la necessità di rifinanziare ogni anno circa 300 miliardi di euro, quindi noi andiamo praticamente debito sul debito. Esatto, praticamente ogni settimana in asta a vendere titoli di Stato, a cercare finanziamento semplicemente per rifinanziare quello che abbiamo fatto in passato. E questo ci mette in una situazione veramente molto precaria. Lei sta dicendo che ci mette un po' in braghe di tela? Ci mette un po' in braghe di tela, nel senso che noi in realtà dipendiamo dalla convinzione che hanno i mercati circa la nostra capacità di onorare i nostri debiti. Cioè, quindi il famoso differenziale di rendimento tra i BTP e i Bund tedeschi, dice, l'Italia sarà brava fra in 10 anni a ridarmi indietro visto che ho fatto un investimento? Pare di no in questo periodo. Beh, diciamo che i mercati, ma mercato è un termine generico che non va bene, cioè dobbiamo immaginare i mercati come l'insieme di tutte le persone, le istituzioni, i fondi, le assicurazioni, le banche che finanziano lo Stato italiano. Beh, tutti questi soggetti cominciano a essere un po' preoccupati sul fatto che il nostro governo, il nostro Paese, sia in grado di rimborsare nel medio e nel lungo periodo le obbligazioni che ha contratto come risparmiatori. Insomma, no, ci citano un po' delle persone non tanto sicure, non tanto certi, e c'è il problema, professore, però, che l'Unione Europea e soprattutto l'Eurozona e i paesi che contano vengono sempre a farsi gli affari nostri, in un certo senso. Abbiamo questa sensazione perché mi pare che Macron, col suo 2 punto e qualcosa, se ne sia un po' sempre fregato, e negli ultimi anni tanti paesi sono andati oltre il 3%. Allora noi italiani ci bacchettano sempre, ma siamo quelli davvero, vabbè, che hanno il debito più grande, però insomma ci possono dare anche una speranza per vedere se siamo davvero bravi. Mi risponde dopo la telefonata. Va bene. Pronto, buongiorno, buon venerdì. Franco da Padova. Senta, io volevo dire questo, la gente ormai, gli italiani, hanno le scatole piene di queste storie, di questa finanza che vuol gestire, eccetera, anche perché tutto quello che stanno facendo adesso l'hanno fatto continuamente gli altri governi di qualsiasi colore, compreso l'ultimo che c'è stato, quindi quando l'hanno fatto loro tutto va bene, lo fanno gli altri, via fuori il finimondo. Poi un'altra cosa, il debito pubblico italiano è una barzelletta, perché il debito pubblico italiano è garantito dai risparmi degli italiani, che sono oltre
8.000 miliardi circa, mentre la Francia ha il 97% sì di debito pubblico, ma non ha i risparmi che hanno gli italiani. Quindi sono continuamente situazioni che ti vengono a dire, a inculcare alla gente, ma la gente ormai non è più stupida, ormai ha capito il giochetto dell'Europa, che poi oltretutto continuando a far così la allontanerà sempre di più dalla gente, perché la gente vedrà come un nemico, come qualcuno che ti vuole distruggere e basta. Questa è la realtà. Cioè, vediamo chiaramente che l'Europa o chi per esso ce l'ha su con noi, perché gli rompiamo le scatole, perché lei dice, signor Franco, l'Europa è una matrigna, non è una mamma. Distruggere. Ok, signor Franco, io prendo buona questo punto di partenza, ritorno al professore che, insomma, il signor Franco segue la mia domanda, ci odiano in Europa, perché si fanno gli affari nostri, perché non siamo indisciplinati a fare i conti, non siamo bravi, abbiamo fior di economisti, fior di impiegati. Ma cioè, si potrebbe cominciare il discorso rifacendosi al momento in cui l'Italia ha deciso di entrare nella moneta unica. Allora, lì, la faccio breve, la faccio molto breve, lì insomma come dire, i criteri per entrare stabilivano che il debito fosse il 60% del PIL. Ci hanno fatto entrare allo stesso perché abbiamo promesso, Ciampi ai tempi di governi tecnici, hanno promesso, Prodi, hanno promesso che noi saremmo rientrati a questo livello di debito su PIL nel giro di un certo numero di anni. E questo non l'abbiamo fatto. E gli altri paesi non erano nelle stesse situazioni nella quale l'Italia. La Francia adesso può permettersi di largheggiare, diciamo così, in termini di spesa pubblica, perché ha un debito che è la somma di quanto abbiamo preso a prestito nel passato, minore del nostro. In qualche modo noi siamo vittima delle scelte passate, di tutti i colori politici. In realtà il debito è esploso quando... che la Grecia sia entrata, aveva falsificato un po' di conti. Beh, lei aveva falsificato, esatto, lei aveva falsificato perché, vabbè, esatto. Insomma, non siamo stati bravissimi a rispettare la parola data, uomini d'onore, non siamo molto stati. Prendo un'altra telefonata e veniamo al sindaco, perché la telefonata di Franco, sindaco, è in linea un po' con quello che ha detto anche Salvini, cioè nel senso ha detto adesso fateci lavorare, fidatevi di quello che stiamo facendo. Prendo la telefonata e poi sentiamo il sindaco. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Michela e sono da Annone Veneto che si trova nella Venezia orientale. Volevo fare una domanda non specifica ma generale agli ospiti che aveva in studio la signora conduttrice. La mia domanda e la mia risposta anche per quanto riguarda me stessa è questa. Noi veniamo valutati, veniamo considerati come veneti un popolo di tontoloni che ha tanto volontariato, che si spende tanto per gli altri, che siamo con l'anello al naso, come dice il nostro governatore, pancia a terra. Io non mi sento così e vorrei che i miei politici veneti facessero emergere le altre qualità per il Veneto, i veneti, il popolo veneto, che è sì questo tanto volontariato, ma è anche una grande stanchezza di essere presi per i fondelli e di continuare a lavorare senza vedere la luce del tunnel in fondo. A me non interessa Cortina 2026, a me interessa che non ci siano più esondazioni, a me interessa ad esempio che il tagliamento dalla parte del Friuli Venezia Giulia venga governato dal Friuli Venezia Giulia e non che le acque della Livenza e del tagliamento si riversino dalla parte veneta, per quanto sta a valle. A questo interessa qui ed ora, direbbe lo psicologo, cioè il subito. Allora, signora Michele, le faccio dare una risposta. Allora, sindaco Bergamin, Salvini ha detto se volessi pensare male, insomma, male nei miei pensieri, dietro lo spread di questi giorni che ha superato quota 300 punti base, ci sarà sicuramente una manovra di speculatori alla vecchia maniera, alla Soros, che puntano sul controllo del nostro paese. È un po' lo spettro. Allora, l'Europa ci dà contro, l'Unione Europea ci dà contro, il Fondo Monetario Italiano ci dà contro, le agenzie di rating, insomma, sindaco, nella sua concretezza. Allora, diciamo che non vogliamo più essere i camerieri di nessuno, punto. E non abbiamo bisogno dei consigli di Macron, che ne ha già abbastanza a casa propria, di problemi da affrontare e di risolvere. Vogliamo andare avanti
Sicuramente a testa alta, perché l'orgoglio del nostro paese deve essere come è, perché poi non è che noi siamo quello che ci dipingono da qualche altra parte in giro per il mondo. Anche un po', dice, con Zai che ci dice noi non siamo i camerieri di Macron o dei francesi, dei tedeschi, non siamo i camerieri di nessuno, ok? In Italia decidiamo noi. Sicuramente le reazioni quasi in tempo reale dei mercati rispetto ai provvedimenti che questo governo adotta, che magari ancora nemmeno conoscono, sono dettate da scelte diverse, e quindi poi dietro ci corrono anche tutti gli organi di informazione europei più o meno addomesticati e tutto il resto. Però, ripeto, noi non saremo più i camerieri di Macron o di qualche altro o altra suo alleato. Questo è il punto di partenza e mi sembra una cosa fondamentale. Poi parlare di situazioni che ancora devono, come dire, assumere uno scenario completo e concreto è solo voler speculare su scelte che sono state ponderate e sono frutto soprattutto di un consenso che dopo anni il popolo ha espresso nell'urna. Cioè siamo tornati a votare finalmente e il popolo si è espresso in un certo modo. Quindi qualcuno che se ne faccia una ragione. Non è che con la polemica politica e con la strumentalizzazione quotidiana qualcuno, non so, si intimidisce e cambia la rotta. Noi abbiamo fatto delle scelte precise, anche di programma, abbiamo ricevuto il consenso e andiamo avanti. Poi il tema Europa più di tanto non appassiona il sottoscritto, per il tipo di incarico che ha. Io faccio il sindaco e quotidianamente, come tanti colleghi, mi rapporto con i miei concittadini. Però, e io voglio dare le risposte ai miei concittadini. E quando qualcuno da qualsiasi altra parte del mondo si trovi, a Roma piuttosto che a Bruxelles, condiziona le mie capacità di intervento immediato e quindi anche capacità economiche di dare risposte alla mia città, io mi incazzo, perdoni, mi arrabbio. No, ma la so che lei è sincero. Mi arrabbio, punto. Quando mi vengono a dire che negli ultimi 9 anni, o meglio, li trovo scritto nei documenti del mio comune, qualcuno ha tagliato rispetto al mio comune 9 milioni di trasferimenti, io dico no, non hai tagliato 9 milioni di trasferimenti da Roma, hai fatto un'appropriazione indebita politico-amministrativa dei denari dei miei concittadini. Perché se mi dai qualcosa che non è mio e poi non me lo dai più, è un taglio a un trasferimento che non c'era, ma se mi togli quello che è mio vuol dire che me lo rubi. Allora poi ognuno può chiamarlo come vuole, lasciatemi i miei denari e io con i miei concittadini rispetto ai miei problemi li risolvo. E siccome questo paese, questo bel paese, è il paese degli 8.000 campanili, e gli amministratori, guardi, indipendentemente dalla casacca politica, quando siedono là sulla sedia della responsabilità da sindaco e poi con le varie, gli assessori, i consiglieri, ma anche con altro tipo di responsabilità, sono sempre molto, come dire, agiscono con scienza e coscienza, ma conoscendo quello che hanno davanti e non perdendosi in 1000 situazioni che non hanno nulla, che serve la concretezza, ma noi non possiamo come dire, soffocare con il gas nervino marchiato EU, magari Macron o qualcun altro, o con quello di uno Stato centrale che chiede troppo e restituisce sempre meno. Noi non possiamo finire così. A salvare l'Italia saranno le comunità, i paesi, i comuni, i campanili, nel suo insieme, e su questa linea stiamo andando, che comprende anche quello che il popolo Lombardo-Veneto ha dato un mandato preciso il 22 ottobre. È contento anche perché nel DEF c'è spazio. Ma io sono contento quando poi le cose vanno in una certa direzione. Allora, sindaco, sì, noi ci torniamo, però è anche vero che l'Unione Europea vi aiuta quando uno fa il bando per fare una pista ciclabile, qualcosa aiuta. Guarda, sono sempre denari nostri. Cioè, noi mandiamo dei denari là, poi qualcuno dice adesso allora, bisate, lei deve portare pazienza, io devo andare in pubblicità. Non ci regala niente nessuno, ed è per quello che io vado in pubblicità. 049 49 0605, un assist perfetto, sindaco Bergamini. Torniamo dopo la pubblicità e vi aspettiamo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. 049 49 06 054, se volete dire la vostra. Allora, l'Europa e assieme a tutte queste agenzie di rating, ma anche il Fondo Monetario Italiano, boccia queste manovre, questa manovra economica che è stata presentata, perché dice che siamo in un certo senso
incapaci di fare i conti e che finanziamo questa manovra al 60% con il debito. E per esattezza, quali sono i punti che non piacciono all'Unione Europea? Uno su tutti è la valutazione troppo prudenziale sugli effetti della manovra e siamo ottimisti perché ci dicono non crescerete quello che avete pensato di crescere, perché c'è chi, il ministro ha detto crescerete fino al 2%, noi abbiamo prospettato un 1,5%, in realtà ad essere concreti forse un 1%, che è comunque una pazzecola se pensiamo a quanto crescono gli Stati Uniti, a quanto cresce la Polonia. Bisato, diceva lui che sono soldi europei, anche quando si fa una pista ciclabile. Sindaco. Allora, io capisco che come dire, ci sia la volontà di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di mischiare 3 o 4 messaggi, ma io cerco di riprendere anche quello che magari indegnamente lo riprendo io, quanto correttamente ha detto il professore prima. E allora, scusi, ho la telefonata e correttamente io la passo perché qualcuno ha tirato sulla cornetta, poi lei mi va avanti e mi dice tutto. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Chi è? Buongiorno, senta, io sono qua, parla un operaio finalmente, un operaio. Allora intanto do pieno appoggio a quello che ha detto il sindaco Bergamin di Rovigo, perché il Partito Democratico ha governato con 3 governi, Letta, Renzi, Gentiloni, e non hanno fatto praticamente niente, e parlo da operaio, niente, 3 governi, perché Monti è stato messo lì dal nostro, vabbè, lasciamo perdere. Io sono del parere di una cosa, ieri c'era guardato una trasmissione, la legge Fornero è stata fatta oggi e l'indomani hanno dato 40 miliardi per salvare le banche. Io dico, per cosa non ci devono essere i soldi per fare la manovra come la vogliono il Movimento 5 Stelle e la Lega? Ma noi operiamo, noi operai cosa siamo diventati? Carne da macero che dobbiamo andare in pensione con 50 anni di contributi? Guardi, io faccio un lavoro che sono retribuito in busta paga come lavoro nocivo, perché io faccio verniciatore. E a livelli pensionistici non è riconosciuto tale perché io la vernice posso berla. Io la vernice, gli acetoni diluenti, quelle cose lì posso bere. Questi hanno fatto delle manovre per conto proprio. Per quanto riguarda anche il discorso Macron della Francia, Macron deve imparare a insegnare ai suoi gendarmi a tendere i fatti in casa propria, non in casa nostra. Che qua il governo Gentiloni doveva intervenire quando sono venuti in Italia a mettere la lingua nei nostri affari. Insomma, lei è d'accordo con le precedenti telefonate, signor, la chiamo il verniciatore, sa un po' da thriller il verniciatore. No, io non ho da chiedere, io dico solo che noi italiani operai siamo stanchi, che i soldi per gli altri ci sono, e per i vitalizi quelle cose, e per noi dobbiamo dare pensione con 50 anni di contributi, con la speranza che andiamo al Camposanto e così... No, vabbè, dai, insomma, no, non beva le vernici, ecco, se le do un consiglio di venerdì, non le beva, ecco. Allora, io la ringrazio molto per il suo punto di vista. Allora, Bisato, allora, eccoci. Esemplifico perché qua si rischia, come sempre, di fare una bella marmellata, di mettere dentro pezzettini di tutto, ma di non dare una chiarezza. Io, guardate, parto da un presupposto. In questo momento chi governa ha il 60% del consenso, anche di più. Bene, facciano quello che hanno promesso in campagna elettorale, però non distorcendo i dati reali, i numeri. 1 più 1 fa sempre 2. Se uno ha un mutuo, deve restituire il mutuo, giusto? Allora l'Italia, come ha detto il professore, ha un debito esplosivo. Deve ogni santa settimana andare sul mercato e chiedere a tutti, se ce lo comprassimo noi, probabilmente tutti quanti italiani ci comprassimo il debito, la situazione non sarebbe quella che è, perché negli ultimi mesi, nel fomentare, nel lanciare messaggi che vogliono portare a casa ancora più consenso e non fare invece le persone pubbliche responsabili, qua nel cadenzare sempre di più e accarezzare come dire, la pelliccia delle persone per ottenere consenso, non stiamo dicendo la verità. La verità è che l'anno prossimo noi pagheremo, in base alle emissioni di debito pubblico dei BOT, i BTP di adesso, e il differenziale vuol dire che ogni 100 punti vuol dire 1 punto percentuale in più che paghiamo noi di debito, ci sono 5 miliardi, 5 miliardini che paghiamo in più di interessi l'anno prossimo, conseguenza delle emissioni di quest'anno.
E 5 miliardi è un quarto dei 20 miliardi che stanno cercando in queste ore per fare 2 provvedimenti che per me, in parte, possono anche essere giusti. E quali La sono? riforma della Fornero, che andasse ritoccata perché ci sono delle cose che non funzionano, sta bene, ma non può essere buttata nel cestino con la conseguenza che ci costerà, come ha detto Boeri, che non è di parte, oppure è stato messo da qualcuno, ma dice i dati come sono, 100 miliardi. Vuol dire che la mia generazione e la generazione dei miei figli probabilmente in pensione non ci andranno mai, perché le pensioni sono pagate da chi lavora adesso per chi è già in pensione. Allora, in Russia, il vostro amico Putin, grande amico dell'Italia di Salvini, ha fatto appena una riforma per cui si va in pensione a 65 anni. Allora io non sono contro i pensionati, magari potessimo mandarli tutti in pensione. Signor operaio, vernicciatore, ma da qua a dire 50 anni di lavoro. lasciamoli lavorare, basta che la conseguenza non sia la Grecia, signori, perché la Grecia dalla sera alla mattina si è trovata tolta il 30% degli stipendi di tutti. Hanno lasciato a casa il 30% dei dipendenti pubblici, gli hanno tolto la 13ª dalla sera alla mattina, gli hanno portato via i soldi in banca, andavano a prendersi i soldi in banca e gli dicevano no, fermi tutti che non vi posso dare. Ultimo inciso, perché altrimenti in questa marmellata si mette sempre dentro, salvare le banche, questa prosopopea di riempirsi la bocca che sono state salvate le banche. Prima di tutto sono stati salvati i conti correnti di quelli che lì avevano i conti correnti. Sono stati salvati gli stipendi dei dipendenti di quelle banche e in quota parte salvato il sistema. Perché se tiri dentro 2 banche delle dimensioni come quelle venete, salta tutto, signori. Non andate più a prendervi i soldini del vostro conto corrente. Questo forse bisogna che cominciamo a dircelo. Dobbiamo rilassare. Allora, io devo prendere la telefonata, però mi è venuto in mente una lezione di matematica, il sistema binario 1 più 1 era 3. No, mi è venuto in mente il sistema binario, ho avuto reminiscenze del sistema binario, ma viviamo in un sistema attuale. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, ci dica. Parlo da Dossoni Casieri e sono una persona che spesso vi chiama. A parte che sono invecchiata un po' ascoltando quello che hanno detto i vostri, ma comunque mi va bene, per carità. Sì. Allora, io voglio solo dire 2 o 3 cose. La prima che io vorrei sottolineare quello che ha detto Mattarella, perché è importante. Secondo luogo, voglio essere telegrafica se riesco, secondo luogo è difficile per tutte le persone seguire la politica e tutte le cose inerenti. Terzo, che ricordiamo anche un pochino la Brexit, no? Quello che hanno tutti votato, poi adesso hanno problemi grossissimi. Ma chi l'ha detto? Ecco. No, un attimo, lei stia zitto perché parlo io. No, allora, quando parlo io lei sta zitto. L'ascoltatrice sa cosa le devo chiedere, cosa ha detto Mattarella, perché è intervenuto anche il 2 ottobre sulla festa dei nonni. Lei mi deve dire cosa ha detto. E poi le dico un'altra cosa, stiamo attenti, perché no, è inutile che il Signore faccia tante giustificazioni gestuali come... ognuno può dire quello che vuole, no? Lui gestisce, io no, io sto tranquilla, E l'altra cosa invece, che sono contenta di sapere che il collega, spero di aver capito bene però, perché il professore ha detto delle cose più corrette. Allora, siamo molto attenti sul popolino, perché il popolino è popolino, ok? Vi saluto, grazie. E allora il popolino è popolino. Allora io vi devo dire che devo andare anche in pubblicità e sono rimasta col dubbio di cosa ha detto Mattarella, perché ha detto tante cose. Viviamo lo stesso. Ecco, allora io devo andare in pubblicità, poi torniamo subito in diretta 049 490 605 e poi sentiamo il saggio. È giovane ma è saggio, torniamo a quella pubblicità. Però a Londra sono disperati. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 490 605 ho una telefonata, durante la pubblicità abbiamo parlato male della Gran Bretagna, specialmente della regina, no dai non scherzo, però è così. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, parla Aldo Bianchini, chiamo da Triene in provincia di Vicenza. Lei si chiama Aldo?
Aldo Bianchini. Aldo, vabbè. Aldo, dica. Io volevo riferirmi a quello che ho sentito dire dal dottor Bisato, o Bisiato, mi scusi se non so bene il nome, che è il rappresentante del PD. Ora, ha fatto delle cose che mi lasciano un po' perplesso. Che un rappresentante del PD pretenda che chi governa faccia quello che ha detto, dovrebbe avere la memoria molto corta per pretendere questo, perché negli ultimi anni governati da Renzi non ha fatto nulla di quello che ha proposto. Poi il signor Bisiato si preoccupava del debito che lasceranno ai propri figli. Ma lei lo sa che in questi ultimi 6 anni il debito l'avete fatto crescere di 280 miliardi. 280 miliardi. Ora, io capisco tutto che nella politica si può fare quel che si vuole, ma avere un po' di rispetto anche per noi poveri stupidi che vi ascoltiamo. E non può dire Bisiato delle cose che lei non ha fatto, non lei personalmente, intendiamoci, lei sarà la persona più brava del mondo, ma che il suo partito non ha fatto mai. Io per esempio sono schifato perché ho votato per 40 anni per il Partito Comunista Italiano, l'avete rovinato, l'avete mandato chissà dove, per cui avete ancora il coraggio di parlare di cose che voi non solo non avete fatto, ma siete riusciti ad affossare quelle poche che si potevano fare. Senta Aldo, mi sorga una curiosità, cosa ha votato alle ultime elezioni? Tanto non ci vediamo. Faccia finta che... io guardo con nome e cognome, non mica problemi. Io voto per il Movimento 5 Stelle. Ha votato il Movimento 5 Stelle. Grazie, grazie Aldo. Allora professore, facciamo i dati della situazione e poi andiamo dal sindaco. Allora, questo 3%, questo 3% che insomma noi non dobbiamo superare, perché non lo dobbiamo superare? Ce lo spieghi a chi è a casa? Che cosa vuol dire? Debito PIL. Deficit PIL, scusi, cioè io sono una brava persona, ho il mio stipendio, però mi piacciono, che ne so, le scarpe, mi piacciono i profumi di lusso, prendo 1.000 euro, ne ho spesi un po' troppi, un po' di più. Esatto, ne ho spesi 1.030. Ecco, così ci avviciniamo all'idea. Esatto. Dunque, quando anche questo criterio del 3% è gemello, 1992. è gemello di quello del 60% di prima, ed era stato, un po' un numero magico, ma era stato deciso sulla base della situazione prevalente nei paesi europei all'epoca, in modo da garantire che se un paese si indebitava ogni anno, cioè faceva un deficit annualmente inferiore al 3%, la somma di tutti questi deficit, che è il debito, non sarebbe esplosa. Perché in parte grazie alla crescita economica, in parte grazie all'inflazione, il rapporto debito-PIL sarebbe rimasto attorno al 3%, al 60%, se annualmente questo Stato si fosse, appunto, avesse prodotto un deficit di non più del 3%. Quindi questi numeri si tengono un po' assieme, facevano parte dei criteri di Maastricht per l'accesso all'Unione Europea. Ma noi ci siamo, 2,4%. Noi ci siamo, il problema è che noi ci siamo anche successivamente impegnati ad annullare fondamentalmente quello che si chiama deficit strutturale. Cioè lo traduca per chi a casa che stiamo preparando la pasta. Noi dovremmo arrivare a zero. Il deficit strutturale è la differenza tra entrate e spese dello Stato quando... Esatto, correnti, quando il ciclo economico, cioè se l'economia cresce o decresce, è normale, non è né in un momento di boom né in un momento di recessione gravissima. Quando le cose vanno normalmente, allora noi dovremmo avere un pareggio tra entrate e spese. Insomma, l'uovo lo riesco a mangiare perché ne ho uno ieri, uno domani, qualcosa... Sì, quando le cose vanno né troppo bene né troppo male, noi dovremmo essere in pareggio. Quando le cose vanno molto bene dovremmo essere in avanzo, quando le cose vanno molto male possiamo andare in deficit. Va detto anche, se posso aggiungere, e non da un punto di vista accademico perché non ne ho le competenze, ma negli ultimi 10 anni, così rispondo indirettamente anche il signore, l'Italia ha sempre fatto avanzo primario. Significa che le entrate rispetto alle spese di quell'anno erano maggiori. Solo che poi alla fine ne deriva in ogni caso un aumento del debito perché ci sono i famosi interessi sul debito. E se aumenta questa finestra dello spread, questa apertura tra noi e il più basso, è chiaro che aumenta anche il debito. Allora io devo prendere la telefonata, a me sembra storia del surintento. Ricordate che dura poco tempo, che mai si destrega, avuto che ti acconta, ti dica, se la ricorda il sindaco, come no, ce la conta. Prendo la telefonata e poi veniamo alla storia del surintento. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Giusy, a lei i suoi ospiti. Buongiorno Giusy. Buongiorno. Volevo chiedere ai suoi ospiti se mi sanno dire dove sono andati tutti i profughi di Bagnoli, principalmente al sindaco Bisato, che so che ne ha avuto anche lei. Infatti, in hotel. un regalino mi hanno fatto gli amici della Lega. E sei contento il sindaco di averli là? No. Sei contento? Ma perché non sappiamo dove sono andati? Chiameremo la Sciarelli. Giusy. Un attimo, signora Daniela, un attimo. Ecco, mi dica. Siccome quelli che hanno lasciato per strada hanno il foglio di via, ma non vanno a casa loro, allora io mi domando, sono tutti nei nostri paesi che non entrano più nelle caserme e ce li abbiamo noi che vanno a rubare? Ma perché qui a Dosson siamo invasi da ospiti che vengono a rubare sulle case dei contadini attrezzi agricoli e insomma non ce la facciamo più. Io voglio sapere dove sono andati tutti quelle centinaia di ospiti, di Bagnoli, se mi sapete dire, perché nessuno sa dirmi dove sono andati. Allora, sono spariti. Giusy, le faccio dare una risposta. Allora, riprendiamo le tematiche. Allora, abbiamo detto che chiamiamo la Sciarelli, perché chi l'ha visto in istituzione. Grazie signora Giusy. Insomma, siamo finanziarsi col debito, il debito del debito, il debito sul debito che abbiamo contratto. Ecco. Sì? 6 secondi per mettere un po' d'ordine, perché noi non siamo qui per raccontarcela tra di noi. Abbiamo molte persone a casa che ci vedono, ci ascoltano, ci seguono. Siamo in 3 regioni e non sono in diretta, qui per andare, per rispondere al contraddittorio presunto politico con un esponente di un partito. La pratica, noi il popolo italiano l'ha già archiviata il 4 marzo, ok? Non siamo più in campagna elettorale, non devo convincere qualcun altro che il Partito Democratico. Io non l'ho interrotta, gentilissimo collega sindaco. Ripeto, non siamo qui per raccontarcela tra di noi. A casa ci seguono. Solo una cosa, la signora che ha chiamato non mi ricordo più da dove. Guardi, il vizietto di derubricare il tutto con la parola il popolino, parlare alla pancia del popolino. La signora di Dosson di Casier. Ma io non ce l'ho con la signora di Dosson. Dico attenzione, perché quando il popolo parla, lancia dei messaggi chiari e forti, chi lo ignora o chi mette la testa sottoterra come gli struzzi poi ne paga le conseguenze politiche, piuttosto che anche altro genere di conseguenze. La gente prende e se ne va via dall'Italia, se magari un giovane che vuole fare esperienze, non è solo quello il tema. Quindi la pratica è stata archiviata il 4 marzo, è iniziato un nuovo percorso, per fortuna non saremo servi e camerieri di Macron e non vogliamo nemmeno essere servi e camerieri di chi dall'alto magari di qualche colle in giro per il paese ogni tanto cerca di far deviare il percorso a cui in questo nuovo corso il popolo ha dato fiducia. Questo è il punto di partenza. Se poi vogliamo parlare di spesa pubblica, noi chiediamo come popolo veneto, visto che io non temo il gergo del popolo veneto, che venga trasferito il modello di gestione del Veneto in tutte le regioni d'Italia. Se noi domani mattina applicassimo questo tipo di governo, avremmo già nelle casse a disposizione 30 miliardi di euro. Allora, io ripeto, la polemica non mi interessa, parliamo di numeri. Domani mattina, applicando il modello di gestione Veneto, nelle casse dello Stato centrale ci sarebbero già 30 miliardi di euro. Figurati, sto parlando in termini domani mattina, nel senso, no, lei sorride, lei sa benissimo cosa vuol dire i costi standard, grazie. L'applicare i costi standard domani mattina, senza banalizzare, ma perché ci seguono da casa, vuol dire che quello che in un'altra parte del paese costa 60, in Veneto costa 5, da domani costa 5 in tutto il paese. La sommatoria di tutto questo differenziale, che va a nutrire anche magari situazioni di malgoverno che generano anche altre situazioni di altro genere, di reati, porterebbe già al Paese un attivo di 30 miliardi di euro. Questi sono studi, non sono opinioni di Bergamin, della Lega. Un modello di autonomia, però di questo è un dato di fatto. Dopodiché, se vogliamo parlare dei richiedenti asilo che scappano da una parte o dei clandestini che da anni
600.000 clandestini sono arrivati in Italia con le politiche capestri di sinistra, parliamone, sappiamo dove sono. Qualcuno per fortuna gode di un certo tipo di trattamento perché è riconosciuto profugo dopo un iter che deve essere accorciato. Dobbiamo impedire che queste persone rischino la vita per arrivare in Italia e bisogna soprattutto impedire ad altre persone di speculare su questo tipo di situazioni, perché da Mafia Capitale in poi qualcuno vestito di rosso è scritto nei verbali, è finito in galera per queste cose. Allora, ripeto, non è un tema di partiti o di altro genere di polemica. Questo è un dato di fatto. 600.000 persone negli ultimi anni sono arrivate in Italia pensando di arrivare e di trovare una soluzione alla propria vita e ai propri problemi. Peccato che in un mese dovevano essere rimpatriati. Così non è. Comunque non dovete più fidarvi del socio del Vaticano, perché glieli avete dati, sono spariti anche dal Vaticano, no? Guardi, non ci si può fidare neanche risolto in montagna. Non ci si può fidare neanche dell'alto. Pronto? Posso dire una cosa anch'io? Devo prendere la telefonata poi. Pronto, buongiorno. Questa summa di... Pronto? C'è ancora la telefonata anche dei colleghi? Sì, la sento, parli più forte. Buongiorno, parlo da Padova. Sì. Volevo dire alle signore del Partito Democratico che la giustificazione per quanto riguarda l'aumento del debito di quasi 420 miliardi in 4, 5, 6 anni, adesso non ricordo, è stata non solo insufficiente ma quasi ridicola. 460 miliardi. E quindi mi viene a dire degli interessi, che oltretutto abbiamo passato un periodo per gli interessi abbastanza favorevole. Poi, e questo è per quello del Partito Democratico. Poi volevo dire al signore della Lega, condivido tantissime cose, però siccome questo è il governo del cambiamento, per quale motivo so che la famosa siringa che da una parte costava 30 euro, da una parte costava 30 centesimi, possibile che non riusciate a tirare fuori con la spending review tutte queste schifoserie che ci sono dentro gli anfratti della spesa statale, 800 miliardi, e non si riescono a tirare fuori quei 10 benedetti miliardi per questi poveri disgraziati del sud che non hanno un lavoro. Io sono esterrefatta. Applicando questi standard salterebbero fuori i soldi per chi vive non è una cosa su. che fai spingendo un bottone domani. Allora, signora da Padova, io le dico che devo dare in pubblicità, poi le faccio dare una risposta. Ma poi sempre questo esempio della siringa. No, io non ho fatto l'esempio della siringa. Potrei 03. parlare dei pasti negli ospedali piuttosto che di altre cose. Va bene, allora io devo andare in pubblicità 049 49 06 054, ora chiederò alla regia di rubare qualche minuto per andare avanti. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054. Le telefonate sono state molto interessanti e anche variegate e insomma da quello che emerge comunque che c'è questa insoddisfazione nei confronti di chi ci ha sempre controllato e ci vuole controllare, e anche speranza, si nutre speranza nei confronti del nuovo governo. Allora, professor Rocco, c'è molta confusione sui numeri, su quello che si dovrebbe fare. Allora, questa manovra, l'abbiamo detto, è finanziata per il 60% sul debito, in deficit, ed è questo che ci contestano. È tanto il 60%? È poco? Perché si dice che spesso una buona azienda deve comunque avere un buon debito in un certo senso, no? Quando uno dice ho un'impresa, un'azienda, ho un debito con le banche X, però è sano, comunque vai bene. Noi non siamo sani, abbiamo la dieta mediterranea, siamo il popolo con esatto. il patrimonio artistico più importante. Però anche seguendo proprio il suo esempio delle aziende, bisogna distinguere tra il debito e il continuare a fare debito. Nessuna azienda sana in realtà continua ogni anno a fare debito. È giusto che abbia del debito, perché questo insomma, è sano, è efficiente, tutte le istituzioni in realtà usano capitale proprio e capitale di terzi, è normale, ma non credo sia possibile per nessuna istituzione, né privata né pubblica, continuare a indebitarsi senza limiti, perché a un certo punto, banalmente, nessuno ti presterà più.
Ma quindi cosa dovremmo fare? Cosa consiglierebbe, se fosse stata lei lì a stendere questo documento, cosa avrebbe consigliato di non fare? Il reddito di cittadinanza, guardi che adesso si scatena, il reddito di cittadinanza, oppure la Fornero così come è stata calcolata, oppure altre formule, perché poi c'è anche la flat tax, cosa non avrebbe fatto fare o consiglierebbe insomma di accantonare? Dunque, le scelte che il governo ha fatto, per esempio il reddito di cittadinanza, la Fornero, sono scelte di redistribuzione e in un contesto in cui, come dire, ci sono sofferenze, c'è un numero crescente di poveri, c'è un'esigenza di protezione sociale, sono scelte anche condivisibili. Il problema è come sono da finanziare. Come diceva prima il sindaco di Rovigo, ridurre la spesa pubblica attraverso i costi standard, questo sarebbe una cosa assolutamente utile, che è stata promessa. Esatto, questo bisogna chiederlo appunto al ministro Tria e ai vari Però lo aveva ministeri. proposto anche la Lorenzin, no? Non è che lo fai, in realtà le leggi sui costi standard ci sono già. Quindi, mi pare che la Lorenzin si fosse mossa anche in questa direzione a proposito dell'ambito sanitario. Andare nella direzione di ridurre le spese, di efficientare la macchina pubblica, ma anche eventualmente di tagliare certi servizi eventualmente che lo Stato fa e in cambio ti diamo protezione, ti diamo un reddito di cittadinanza, ti diamo le cose che il governo ha promesso. Spese militari, lei come la vede? Non è possibile eliminare le spese militari completamente. Ma abbiamo bisogno di un esercito? Penso proprio di sì. Data la situazione corrente mi sembrerebbe impossibile non avere un esercito. E tutti questi ammiragli e controammiragli ne basterebbe uno? Ma quelle sono inefficienze. Ve lo chiedo. Quelle sono inefficienze. Ammiraglio, colonnello, quelli che vanno in combattute. pensione con un grado superiore, che poi dopo sono quelle vere anche pensioni che sono mazzate. Sì, ma infatti questi sono quel genere sono di problemi da su cui dovremmo rivedere. intervenire. Io prendo la telefonata da casa, spero che la regia abbia perorato la mia causa. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Adriana. Non servono a niente questi tutti colonnelli generali, guardi, è una cosa vergognosa. Io volevo dire, per questo, sono un po' titubante anch'io per questo governo, dire la verità. Però sono una simpatizzante, voglio vedere fin dove arrivano, perché a un certo momento Salvini dice quello che è vero in sostanza, ma che nessuno ha mai avuto il coraggio di dire, però lui è uno così a pelle. E poi un'altra cosa, guardate che il signor Bianchini di Vicenza è sempre strano che è sempre stato un sfegatato comunista e adesso viene a dire che non è più, lasciamo perdere, che dica le cose come stanno. Allora, dice che quel signore di prima, come dicono adesso che va di moda, ha fatto outing, cioè ha detto... Può dire anche da qualcos'altro, tipo da essere leghista allora, o 5 Stelle, nel senso... Signora Adriana, quindi lei dice, è caduta la linea, sono titubante ma sono simpatizzante, a Pelle Salvini gli piace, e poi ha commentato sul signore che è stato comunista per 40 anni e non gli hanno dato la pensione Bisato, perché non ha fatto quota 100 e tutto. Bisato rapido perché devo andare poi dal sindaco. Sì, no, dicevo, il deficit secondo me si può anche fare, però è bene farlo per gli investimenti, allora quello ha un senso, uno sta facendo un debito perché si sta facendo il capannone. Un altro conto è fare deficit, quindi aumentare il debito per soluzioni che possono essere di redistribuzione e quindi trovano anche il mio assenso, ma non possono essere gestite su una tantum che ti arriveranno forse una volta, con termini anche qua un po' per come dire, ingraziarsi il popolo, tipo non si può chiamare pace fiscale quello che è a tutti gli effetti un condono, cioè se io da lavoratore dipendente pago le mie tasse ogni fine mese, sapere che c'è qualcuno che continuerà, perché gli viene evocato, a pensare che prima o dopo arriverà la scorciatoia per pagare meno di quanto doveva, io quella non la chiamo pace fiscale, quella la chiamo condono che fa male. Fatto tutti Bisato il condono, no, dai, no, attenzione, no, precisiamo anche su questo. No, perché vedi, se andiamo per slogan allora ci sto, però non è proprio così, perché un conto è dire, siccome tu devi pagare 100 e gli interessi, la mora ti hanno portato a 140, ti butto via i 40 e ti chiedi 100,
allora ci sto alla grande, diluiamo l'IMU. Però anche là, 20... quello là che l'operaio gli dice, però non gli date mica la multa, perché se lo faccio io... Vabbè, però no, rientra tutto quanto doveva pagare. Un altro conto è pensare che col 15, 20, 25% di quanto dovevi pagare, sani tutto. Vuol dire che c'è qualcuno che ha pagato 75% in più di te perché tu col 25% hai fatto mandare su per il cammino. Lei lo promuoverebbe come se fosse uno studente? No, mi sembra molto preparato. Sempre preparato. Allora, Bergamin, quindi non è all'interno appunto di questo documento di economia e finanza ci sono appunto queste falle, e poi lui dice fate dei condoni, chiamateli così come sono. Al sindaco dire condono adesso si vogliono un po' mistificare alcune situazioni che devono essere ancora definite anche nei contenuti precisi, non è proprio così. Però ripeto, a me non piace andare il contraddittorio con il Partito Democratico o altre cose. Io vado avanti, noi andiamo avanti per la nostra strada, abbiamo avuto il consenso, ricevuto il consenso dal popolo. I nostri programmi partono da lontano, cioè non è che ci arriviamo qui a parlare di situazioni di autonomia piuttosto che parlare di una gestione diversa del fenomeno dell'immigrazione clandestina e di tutto quello che ci va dietro. Non arriviamo, cioè non iniziamo a parlarne oggi o ieri, insomma è da una vita che parliamo, che affrontiamo questi temi, e molto spesso siamo rimasti dentro anche impigliati in situazioni dove qualcun altro dopo li ha cavalcati, modificandone magari il nome solo perché in quel momento bisognava portare a casa dei consensi, ma la gente ormai ragiona con la propria testa, quando decide di cambiare strada magari dopo fa come l'elettore di Vicenza ed è, sai, è come l'amante tradito ed è arrabbiato, però va rispettato anche chi cambia idea. E io sono qui non solo da lei ospite oggi, ma anche quando torno in sede comunale, dove faccio il sindaco di tutti, ma faccio il sindaco della Lega, sono il sindaco di tutta la città, ma porto avanti le nostre tematiche. Cerco certamente anche di convertire gli infedeli, quindi non di rassicurare i fedeli, e di portare via dei consensi non solo per il tema un voto in meno al PD e un voto in più a me, no, non è quello, ma far ragionare le persone su situazioni dove la sinistra ha fallito, e noi proponiamo un governo, ripeto, un modello di governo veneto che da oltre 20 anni in Veneto dà dei risultati concreti e positivi, trasferirlo anche in altre realtà. Sindaco, la domanda è, non è solo una questione di consenso. È la signora... Senta, no, io volevo chiederle una cosa. Sindaco, se volevo chiederle una cosa, allora, per ritornare un po', come si dice, a bomba, noi siamo stati, abbiamo visto le lacrime della Fornero, abbiamo avuto questi anni di grande contrazione perché non si poteva fare, non si poteva spendere, di grande austerità, e gli analisti anche del governo dicono è proprio per questo motivo che non siamo cresciuti. In questa austerità, in questa contrazione nessuno spendeva, nessuno viveva, e quindi il nostro PIL non è cresciuto. Lei la valuta come un'affermazione vera? Io vedo tutti i giorni le lacrime di chi da oltre 35, 37, 40 anni lavora e non ha una prospettiva del meritato riposo, e che quindi se continuano a lavorare le persone che lavorano da 36, 37, 40 anni, cosa andremo a dire ai giovani? Guarda, ritarderemo il tuo inserimento nel mondo produttivo perché tuo papà, tuo zio o qualcun altro deve lavorare fino a 75 anni, fino a 72 anni, cioè non ci siamo proprio, è proprio anche come si affronta il tema, cioè la Fornero non è che si è messa a piangere lei, ha fatto versare lacrime e sangue ai cittadini italiani, e questa cosa va riformata. E se non è bloccato assolutamente, il paese, ha bloccato, cioè il governo Monti con la società ha bloccato, ma assolutamente sì, lasciare inseriti nel mondo produttivo persone che fanno anche delle attività e fanno un mestiere a 70 anni che non può essere più fatto nello stesso, cioè non ha senso, dobbiamo inserire delle persone giovani, dare prospettiva ai giovani, altrimenti le famiglie si disperdono, rimangono degli anziani che continuano a lavorare magari
nemmeno cioè non riescono più ad andare a lavorare, mentre i nipoti, non i figli, i nipoti se ne sono andati via. Quindi è un paese destinato a chiudersi in se stesso. Ed ecco perché qualcuno magari dopo dal palco di un altro, non dico talk show, magari di un altro convegno dice abbiamo bisogno degli immigrati. Non è assolutamente vero, non abbiamo bisogno degli immigrati. Posso dire una cosa? Sì, dica. 5 secondi? Sì, è là, sotto le Poi Al misureremo reddito di cittadinanza preferisco l'occupazione di cittadinanza, questo è un tema. L'occupazione di cittadinanza, gente che lavora con la propria dignità, se ha 2 euro in tasca decide come spenderli, con 2 fa poca strada. 2 nel senso, quindi la propria dignità da lavoro, il proprio reddito e decidere se farsi una famiglia, sarebbe molto meglio, fare dei figli, acquistare una casa con il mutuo, possibilmente da banche serie e non da banche venete o banche vicine al Veneto che dalla sera alla mattina hanno azzerrato i conti correnti, ok? E di persone che nel mio comune che fa 52.000 abitanti ne ho visti tanti venire da me a piangere, a chiedermi sindaco cosa facciamo? Questo è il tema, il reddito di cittadinanza, l'occupazione di cittadinanza, prima gli italiani, qui su questo non si retrocede, prima gli italiani e non per una questione di razzismo. E non per una questione. Allora, Bisato, per fortuna è chiaro che ha detto che non è più in campagna elettorale. No, ma che sia in perenne campagna elettorale. Il sindaco, lui prende la parola che si sfoga. Si sfoga e ha un proluvio di informazioni. Lui ha detto che non concorda con il reddito di cittadinanza. Sono Daniela, ma lei pensa alla Donatella? Mi piace, insomma, anche un nome che mi dà, mi ricorda anche l'artista. Allora, Bisato, però non ha detto una cosa spiacevole, cioè riesco più che il reddito di cittadinanza, la cittadinanza che lavora, che si dà da fare, che non aspetta una tesserina elettronica per sapere cosa può prendere, le uova sì, il profumo per l'ambiente no. Ma infatti il reddito di cittadinanza, per come pare sia congegnato da quello che leggiamo dai giornali, secondo me sarà un boomerang che tornerà indietro e farà anche del male, perché sarà una carta a debito, uno potrà andarli a spendere solo in certi luoghi, per certo tipo di... E poi alla fine del mese, se non ha speso i 780 euro, vengono rincassati dallo Stato. E può anche starci un qualche moralità da introdurre, però io però vorrei precisare anche 2 aspettini, che poi la storia, quando la leggeremo fra un po' di anni e sfoglieremo i libri i fogli dei libri, sarà tutto più chiaro. Cioè, anche sta cosa di mistificare in senso negativo Fornero e Monti, che a me proprio simpatici non stanno, ma bisogna ricordare che in quei giorni lo spread, famoso termine che usiamo tutti, magari non sapendo nemmeno cosa significa, in quei giorni era 525, cioè avevamo una settimana di liquidità, eravamo esplosi, eravamo saltati in aria. Allora, questi erano segnali che sono stati dati ai mercati. Noi eravamo come voi, perché un pezzo di cosa ve la siete votata anche voi, e il centrodestra, anche qua, vedete, a me fa specie che un amministratore locale, che sa che non può, quando si presenta alle elezioni, non può pensare di dire asfalterò tutte le strade, farò 25 palazzetti, 25 piscine, la gente gli direbbe che è uno invasato. Invece, nello Stato, noi possiamo vendere l'iperuranio, possiamo vendere la luna e la gente ci viene dietro. E questo bisogna ricominciare a fare educazione civica, se no fra una settimana saremo nel baratro. Civica, no, io devo chiudere, bisogna ricominciare, caro professor Lorenzo Rocco, a fare l'educazione quella economica, quella spiccia, no? Perché la mamma ti insegna a non fare il passo più lungo della gamba, no? Perché ha attaccato oggi la mamma veneta, ti dice attacca un po', c'è anche domani, giusto? Si applica la stessa logica allo Stato. E quindi noi quanto tempo abbiamo? Il paziente com'è? Perché se c'è la linea, il paziente clinicamente morto, è in coma vegetativo, cioè ci dica com'è il paese? L'Italia ha un sacco di energie, un sacco di forza, però la situazione è seria, non si può dimenticare che noi andiamo in asta ogni settimana e cerchiamo acquirenti, non si può dimenticare. Speriamo che non siano i cinesi a comprarci, Beh, magari mettono loro soldi.